Pala Concressi del villaggio Mosè, finalmente si campia. Domani infatti verrà siglato il passaggio di consegne tra l'assessorato regionale all'economia e il parco archeologico Valle dei Templi, che si prenderà cura della struttura dopo anni di assoluto abbandono. Intanto, come primo atto, si dovrà intervenire all'esterno per eliminare le pericolose sterpaglie che mettono a repentaglio l'edificio in caso di incendio. Ma quel che conta è poter dare corso alle opere di ristrutturazione dell'immobile in modo da renderlo fruibile come un tempo, quando il Pala Concressi rappresentava un vanto per la città di Agrigento. Dottore Parello, ci sono delle novità per l'affidamento a voi del Pala Concressi? Sì, è prevista per il 28 di giugno la formale consegna, quindi aspettiamo i rappresentanti dell'assessorato all'economia per procedere materialmente, diciamo, al passaggio di consegne che stabiliremo sul luogo, se deve essere di tutto l'immobile o parziale, relativamente alla possibilità, diciamo, di eseguire gli interventi di manutenzione che abbiamo già programmato. Dando si dovrà accedere per poter eliminare le erbacce e le sterpaglie? Sicuramente, quello sarà la prima cosa a farsi.